Sesta corsa, premio Druso, prova per 3 anni, vincitori da 2 a 8.000 euro in carriera. L'1 Furia Buia Font, Marco Stefani, 2 Furia MTT Lorenzo Baldi, 3 Freddy del Duomo Andrea Farolfi, 4 Fanta Spritz Carmine Piscuoglio, 5 Flora Pan Enrico Bellei, 6 Freud dei Greppi VP dell'Annunziata, 7 Fortua Sciacchi Giuseppe De Filippi, 8 Falcon Baldone Sandro Miraglia, 9 Fiona Petral Marco Basile, 10 Fanello Nando Pisacane. Si ritrae Freud dei Greppi. Partiti con lotta per il comando e veloce Fanta Spritz che prende l'iniziativa nei confronti di Furia Buia Font, all'esterno Flora Pan, poi Furio MTT che precede Fort Wasciacchi, quindi Freddy del Duomo e Fanello. Se ne vanno 200 metri di corsa con Fanta Spritz che completa la prima piegata in 14,2. Fanta Spritz al comando nei confronti di Furia Buia Font che segue in seconda posizione, poi Flora Pan che si sistema terza nei confronti di Furio MTT che sembra volersi già scoprire dopo 400 in 28,7. Fanta Spritz cammina all'avanguardia, Furia Buia la segue, poi Flora Pan, scoperto Furio MTT, in corda Fort Wasciacchi che precede Fiona Petral, seconda pariglia per Freddy del Duomo, poi Fanello, 600 ancora molto svelti, e al passaggio davanti alle tribune Fanta Spritz prosegue in vantaggio, Furia Buia Font in seconda posizione con Marco Stefani che controlla l'avanzata di Furio MTT, 59,3 i primi 800 metri di corsa, con i quali Fanta Spritz si mantiene sempre in vantaggio, Furia Buia che si tiene la destra libera anche perché Furia MTT ha smesso di progredire il chilometro in 1,14,7. Furia Buia Font che sembra decidere di andare ora all'esterno di Fanta Spritz trascinandosi Flora Pan, l'attacco di Furia Buia Font che trova terreno fertile in Fanta Spritz che ha speso gran parte delle energie nella prima parte di gara. Furia Buia Font che mette 3/4 davanti all'avversaria che con la curva prova la difesa, poi numero Flora Pan, 3 quindi Freddy del Duomo quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Furia Buia Font è in vantaggio nei confronti di Fanta Spritz, poi Flora Pan e Fort Wasciacchi che viene a fare l'arrivo, Furia Buia in evidenza, arriva forte Fort Wasciacchi, lo scatto di Fort Wasciacchi che va su Furia Buia Font, Fort Wasciacchi che passa e vince nei confronti di Furia Buia Font, al terzo posto Fanta Spritz, 30 ad arrivare, 1,14,8 ragguaglio cronometrico per il successo di Fort Wasciacchi. Giuseppe De Filippis, il training di Diego Dall'Olio, colori della scuderia Picchio Banana, la vittoria per Fort Wasciacchi a 40-1, batte Furia Buia Font che delude per quello che era stato il percorso di gara, gli era venuto tutto bene, al terzo posto finisce la fuggitiva Fanta Spritz, la vittoria di Fort Wasciacchi e Giuseppe De Filippis.